Dal Bellunese piovono attacchi al Capo dello Stato per la visita di oggi a Merano per i 40 anni del secondo statuto di autonomia. Quello che più mi rammarica è vedere il Presidente della nostra Repubblica sostenere i privilegi di una realtà italiana a scapito delle altre. Attacca il capogruppo del PDL in Regione, il feltrino Dario Bond. Anche l'onorevole Maurizio Paniz interviene sulla questione. Il Presidente della Repubblica è garante dell'unità nazionale che si costituisce soprattutto facendo in modo che non ci siano cittadini di serie A e di serie B. La storia è progredita e quei privilegi giustificati a suo tempo da ragioni storiche oggi sono inaccettabili. Concorda con i colleghi di partito anche il sindaco di Calalzo, Luca De Carlo. È una vergogna celebrare un'autonomia che disprezza il tricolore e che un anno fa non partecipò ai festeggiamenti dell'unità nazionale. Queste le critiche che arrivano dal Bellunese. Di diverso tenore invece l'intervento dell'ex ministro